Sono molti gli aspetti su cui dovrà vertere il confronto del prossimo 20 agosto tra direzione dell'ULSS 2 e sindacati sul caso dei 6 dipendenti seguiti per un anno da un'agenzia di investigazioni privata, la Global Investigazioni di Padova, su disposizione dell'azienda sanitaria stessa che sospettava di comportamenti infedeli i lavoratori in questione. Alle 14 al Cafoncello l'incontro, almeno 3 i casi finiti sotto la lente della Procura della Repubblica, mentre 2 dei medici finiti sotto procedimento si sono dimessi. Un terzo sanitario sospeso ha impugnato il provvedimento ma è stato condannato a risarcire la considerevole somma di 300.000 euro. Tra chi timbrava e poi si occupava dei fatti propri risulterebbero anche un paio di scappatelle con l'amante in orario di lavoro. Rilevanza penale in altri 2 casi ha invece il furto di medicinali dalla farmacia dell'ospedale. Per l'ex direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi dunque una decisione più che legittima per avere sguinzagliato nel 2025 gli investigatori privati a caccia di furbetti. Intanto, entro la fine della settimana si attende l'esito della relazione degli ispettori inviati a far chiarezza dalla Regione Veneto.